Ma noi non abbiamo bisogno di leader. Il leader della squadra, della mia squadra, lo ribadisco da adesso fino al 5 di maggio, deve essere il gioco. Non ci deve essere né Maradona né Pelé, perché è stata costruita una squadra per giocare a calcio, quindi il leader di questa squadra deve essere il gioco. Sappiamo che incontreremo tante squadre che verranno qua messi in campo come è stata messa il San Biase, sono stati bravi, ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro calcio e cercare di trovare le soluzioni per poter fare gol. Non sono d'accordo che oggi la difesa ha sofferto, perché ce lo siamo fatti noi il gol, se mi perdonate, e quindi su una palla che era tranquillamente gestibile, il ragazzo ha visto questa situazione, ha fatto questa scelta, ma solo chi fa le scelte sbaglia. Abbiamo preso gol, poi secondo me gli ultimi 10 minuti del primo tempo l'abbiamo gestiti male, ma nel secondo tempo credo che la squadra abbia dimostrato di poter creare situazioni da gol, perché mi sembra che qualche volta dentro l'area ci siamo arrivati, al di là della traversa, ma abbiamo avuto 2 o 3 situazioni con Alagna e anche con Simonelli dove lì ci va un po' più di cattiveria, o anche qualche pallone messo dentro dove qualche giocatore è stato un po' diciamo superficiale nell'andare a chiudere qualche traversone. Quindi ribadisco, una sconfitta che prendiamo, sicuramente la analizziamo, sicuramente andremo a casa incazzati per questa sconfitta, ma la strada è questa. La strada è questa, perché se noi nel secondo tempo ricreiamo 5-6 palle gol come anche il primo tempo, beh, io penso che la prima mezz'ora la squadra l'ha interpretata bene, ha aggredito alto, ha rubato 2-3 palloni a 20-25 metri dalla porta, poi lì ci è mancato o il passaggio filtrante giusto o nel tiro in porta per centrare la porta. Ma io non penso che ogni partita sbaglieremo queste occasioni qua, e soprattutto non finalizzeremo quello che abbiamo creato. Oggi, a differenza di domenica scorsa, dove secondo me è più attendibile, è che la squadra perlomeno per 75-80 minuti è stata padrona del campo. È chiaro che quando tu cerchi di tener palla, di alzare molti giocatori sopra la linea della palla, l'avversario ne trae beneficio. Perché? Perché la prima palla che recupera picchia una palla lunga e tu devi rincorrere e puoi andare in difficoltà. Ma noi dobbiamo continuarla questa strada qua, perché sicuramente porterà dei risultati. Nel primo tempo, secondo me, abbiamo avuto 4-5 situazioni di qualche palla imbucata tra le linee, dove una lettura diversa da parte di qualche giocatore mio ci poteva portare a finalizzare meglio le situazioni create. Le abbiamo avute, soprattutto a sinistra, piuttosto che qualche volta a destra, ma molto di più a sinistra. C'è stato qualche traversone dove secondo me dobbiamo essere più bravi ad attaccare la porta con qualche giocatore in più su qualche traversone. Quindi io penso che il processo di crescita sta arrivando. È un processo più difficile degli altri, non c'è ombra di dubbio, ma questo è il mio credo e questo sarà il mio credo fino alla fine. E sono convinto, lo ribadisco, lo dico qua adesso oggi, perché dirlo quando uno vince è facile, sono convinto che questa squadra arriverà sicuramente dove deve arrivare, farà divertire la gente. E usciremo qualche volta in più con gli applausi da parte del pubblico, che ahimè spero che prima o poi possa aiutare i ragazzi. Abbiamo preparato questa partita sapendo del loro palleggio nella zona bassa del campo, quindi loro aspettano che li vai a prendere per poter trovare l'imbucata. Noi gliel'abbiamo concessa, non abbiamo concesso gli 1 contro 1 con gente come Terranova e Alagna lì davanti, e siamo stati molto bravi nel chiudere tutti gli spazi. Abbiamo avuto anche delle situazioni in cui con un po' più di lucidità sotto porta avremmo forse finalizzato meglio, però sono contento, ripeto, dell'atteggiamento, della nostra voglia di migliorarci. Anche oggi, pur essendo con delle assenze, io credo che gli interpreti hanno fatto quello che noi diciamo sempre: organizzazione, cuore, determinazione, sono componenti che dobbiamo portarci fino alla fine della stagione.
Si allunga la striscia positiva di risultati per il Paternò che nella sfida tra neopromosse si porta a casa un punto dopo il felice esordio di Pompei e il successo per 1-0 del nuovo corso di Serie D. Rossazzurri in consueta maglia bianca che non incassano reti da 6 gare ufficiali, 3 della scorsa eccellenza, più le 3 recenti tra Coppa e campionato. Con la Nissa, la Falcone Borsellino finisce 0-0 nella partita in cui il tecnico Gaetano Catalano presenta all'esordio tra i pali Carlo Tosoni, uno dei protagonisti di questa domenica di metà settembre, e a centrocampo Giuseppe Lia. Panchina dunque per Mileto e Carmelo Greco rispetto a Pompei. Partenza Paternò, Viglianisi allarga dalle parti di Asero, si destreggia e mette in mezzo un pallone invitantissimo per la testa di Retucci. Vantaggio sfiorato. Dall'altro lato, dalle retrovie, Semenzin riceve e si trova lo spazio giusto per colpire, blocca Tosoni, che poi è chiamato a un intervento strappa applausi a metà tempo su questo colpo di testa sotto misura di Diaz, servito da Semenzin. Siamo a qualche istante dal recupero ed è il momento in cui vola un cartellino rosso che scombina i piani nisseni. L'arbitro Ammannati di Firenze, richiamato dall'assistente 2 Guiducci di Empoli, espelle direttamente Lozza per una gomitata ai danni di Retucci a palla lontana. Ripresa col brivido per il Paternò, al terzo i 2 pericoli numero 1 dei biancoscudati ospiti propiziano la grande chance per passare. Marino allunga il braccio sinistro sul tiro secco del centravanti avversario e l'arbitro indica senza esitazioni gli 11 metri. Batte Diaz e di miracoli Tosoni ne compie 3, fermando anche la ribattuta di Bruno e la successiva di Barrera. La Nissa non passa e il Paternò riprende vigore. Retucci però, su cross teso di Elia al quarto d'ora, sbatte contro l'onnipresente Semenzin e lo 0 pari sotto la torre continua a dominare. Come il frizzante gioco degli esterni etnei. Qui l'asse Sinatra-Asero, il quale ci mette pochi istanti per forzare il blocco della Nissa senza però fare i conti a pochi passi dalla linea con Barrera. Stesso discorso per Viglianisi, poco dopo che sulla costruzione di Puglisi Marco Greco e Asero chiama all'intervento sotto la traversa Elezai. Il gol rimane solo un grido soffocato proprio sotto la curva sud. La Nissa a questo punto prova a uscire dal difficile momento, ricordiamo con l'uomo in meno, alleggerendo il carico, prima con Agnello, punizione bloccata da Tosoni, e poi con un tentato jolly di Semenzin che si spegne di non molto al lato, tiro direttamente da metà campo. Alla mezz'ora proteste piuttosto accese del Paternò, cross di Puglisi e Bieto si accompagna la palla verso il fondo campo col giallo di un possibile intervento con il braccio. Si chiama a gran voce l'attenzione dell'assistente 1 Ferretti di Pistoia e del direttore di gara, ma è solo calcio d'angolo. Finisce 0-0 in un clima di grande correttezza in campo e sugli spalti. Il Paternò sale a 4 punti in classifica dentro questi primi 180 minuti di Serie D che vedono al comando a quota 6 Scafatese, Locri e Sambiase. Rossazzurri appena dietro il terzetto di testa. Prossimo step San Cataldo, domenica. È sempre bello ritornare a casa, ritrovare i volti, gli affetti, le sensazioni e soprattutto le emozioni che un posto come questo può dare. Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati finalmente di nuovo dal Dino Liotta di Licata che il 15 settembre 2024 riapre di nuovo i battenti alle partite dei giallo-blu. Battono all'unisono tanti cuori giallo-blu a sostegno delle Aquile per la seconda giornata di campionato del campionato nazionale di Serie D girone I Licata Locri, una seconda giornata che mette a punto i giallo-blu contro la formazione calabrese che all'esordio ha vinto 2-0 contro l'Acragas. Licata invece reduce dal pareggio per 2-2 a San Cataldo. Inizia Licata Locri, primo possesso per gli ospiti che manovrano partendo dalle retrovie. C'è Lanza libero ma sbaglia tutto Marcellino. Attenzione a Reis che si butta in profondità. Reis contro Pertosa, il tiro, Pertosa, Ficara scivola permettendo a Licata di recuperare. Minacori, serve Giuliano, un 3 contro 3, Giuliano per Bonanno, posizione regolare, Bonanno defilato, il cross lungo per tutti. Minacori, palla sul destro, fa sfiltrare per Maimone, carica il destro, la tocca Bonanno. Pino sbaglia l'apertura,
permettendo a Ficara di ripartire. Va Giuliano, saltato, Ferrigno contro Ficara, pallone per Zucco che lascia scorrere, Pelle, il gol! Ha segnato il Locri con Antonio Pelle, minuto 37, cambia il risultato su un brutto pallone perso dal Licata. Ferrigno, il pallone lungo a cercare Bonanno, prova la giocata, Bonanno, il pareggio del Licata, 1-1 al 40esimo, la riacciuffa subito Tommaso Bonanno, terzo gol in 2 partite per il bomber palermitano che davanti al portiere si conferma una sentenza. Cambia il risultato al Dino Liotta, Licata 1, Locri 1, Tommaso Bonanno. Minacori potrebbe puntare occhiuto, è un pallone buono per Minacori, palla Giuliano, il tiro! Si perde di poco fuori al 44esimo minuto, ci ha provato di collo pieno Giuliano. Arriva sul secondo palo, Pino, esterno della rete, questo era un pallone da mettere in mezzo. Licata prova a ripartire, Minacori, attenzione, trattenuto e dovrebbe essere rosso perché andava verso la porta. Minacori è giallo, addirittura è giallo. Bonanno, pallone che rimane in aria, il tiro di Marcellino, la traversa, Minacori sulla linea, salva! E a salvarla è proprio Chiuto che doveva essere espulso. Il gioco di Minacori, bene per Bonanno, posizione regolare, Bonanno, pallone sul mancino, Minacori, il suo tiro ribattuto. Attenzione, un pallone che passa il velo, Ficara, il tiro! E il Locri è in vantaggio. Alla prima vera occasione segna il Locri del secondo tempo, segna Ficara. Licata che si è fatto trafiggere in un modo incredibile. L'arbitro dà un'occhiata all'orologio, il fischietto in bocca e finisce qui. Il Licata perde la prima in casa al Dino Liotta, 2-1 contro il Locri. Una gara, bisogna dire, sfortunata per le occasioni avute dai giallo-blu non concretizzate. Il Locri ha avuto invece quasi il 100% della realizzazione con 2 occasioni, una nel primo tempo realizzata da Pelle, una nel secondo realizzata da Ficara. Pronta reazione del Siracusa che dopo la sconfitta della prima giornata di campionato a San Biase travolge il Ragusa per 3-0. Mister Turati col modulo 4-2-3-1 propone per la prima volta quest'anno il portiere Iovino, i 2 centrali sono Baldan e Sus con i 2 under Barbana a destra e Pistolesi a sinistra, centrocampo con la cabina di regia di Acquadro e l'incontrista Palermo, mentre alle spalle di Maggio punta centrale agisce Candiano con ai lati Alma e Convitto. La partenza è sparata degli azzurri, dopo 3 minuti il sinistro di Alma finisce fuori. Al 9 è Palermo che ci prova ma si trova col corpo troppo indietro per sparacchiare alla fine alto. Al 12° Acquadro per Maggio, testa in torsione con palla che esce fuori di poco. Al 15° il Siracusa trova il gol e una mischia nell'area di rigore del Ragusa con palla che finisce prima contro il palo e poi Baldan è pronta a ribadire in rete. Azione personale di Convitto al 17° con la parata del giovane portiere del Ragusa Grasso. Al 23° ancora Convitto a colpo sicuro Benassi salva sulla linea l'ex aretuseo. Sempre Convitto alla mezz'ora per Maggio, ancora una torsione con palla però che finisce alta. Il Siracusa trova il raddoppio al 32°, nuova mischia nell'area Iblea con Candiano che si aggiusta la sfera e trafigge l'incolpevole Grasso. Turati a questo punto inserisce Longo per Convitto al 16°. Al 18° Alma per Maggio, ancora colpo di testa incredibilmente fuori, tutto solo l'errore clamoroso del centravanti e capitano degli azzurri. Annullato per fuorigioco un gol a Maggio al 31° con l'assistente numero 1 che ha commesso più di un errore nella segnalazione degli offside.
Maggio stizzito viene ammonito, a quel punto entra Sarao. Entra pure Russotto al 38esimo per Candiano, poco dopo Falla e Di Paolo per Barbana e Alma, e Russotto praticamente al 49esimo, quindi al quarto di recupero, con una gran punizione da distanza siderale, impegna a Terragrasso che non trattiene, Ruben Falla si trova pronto a ribadire in rete la palla del 3-0. Grande gioia per il classe 2002 di Priolo. A questo punto applausi del pubblico scroscianti per la formazione di Marco Turati, che domenica prossima sarà attesa dalla difficilissima trasferta di Caltanissetta contro la Nissa, mentre la Scafatese è andata ad espugnare Reggio Calabria per 1-0, ancora una volta a segno con Ciro Foggia, anche se su calcio di rigore. Non abbiamo creato tantissimo, siamo andati spesso lateralmente e poco in verticale, e quindi li abbiamo un po' agevolati sotto questo aspetto qua nel difendersi. Quindi questa è stata la lettura della partita. Loro difendevano 4+3 stretti, quindi la difficoltà è stata soprattutto nel trovare lo spazio centralmente. Ma è normale che ci sono anche gli avversari, ripeto, io sono rammaricato del risultato perché giocavamo in casa, era comunque la prima di campionato, anche se abbiamo giocato in Coppa Italia, ma non sono preoccupato, è una partita, abbiamo perso con una buona squadra, io ritengo che noi ne siamo altrettanto, se non anche superiore a questa squadra, col tempo. Lo dirà, perché adesso sinceramente dobbiamo solamente stare zitti, andare avanti e cercare di lavorare e migliorarci. Il tempo dirà poi, ecco, dove possiamo arrivare. Se io fossi soddisfatto, io l'ho detto anche la settimana scorsa, se io fossi soddisfatto della prestazione allora sarei matto. Io so che comunque ci vuole del tempo, io so che comunque oggi c'erano 8 undicesimi, forse 7 undicesimi nuovi, è normale che siamo andati a step nella costruzione della squadra. Adesso dobbiamo prendere il massimo in questo periodo. Oggi non è andata bene, speriamo di ripartire da domenica prossima. Noi, se andiamo a analizzare la partita, vediamo che comunque il possesso palla non so quanto sarà stato, ma sarà stato tantissimo nei nostri confronti e poco nei loro confronti. Loro hanno fatto la partita che dovevano fare, sono una squadra che comunque ha lasciato i 3 attaccanti davanti con le ripartenze, abbiamo rischiato poco, se non in 1 o 2 situazioni dove la nostra palla ce l'avevamo noi e l'abbiamo data a loro, ma non perché ci hanno creato, non è perché se andiamo a vedere la Scafatese della settimana scorsa, ha creato e ha fatto gol. Oggi ha creato meno, quindi significa che qualcosa di buono l'abbiamo fatto forse in fase difensiva, in fase offensiva non l'abbiamo fatto. Questo è che in questo momento dobbiamo migliorare, soprattutto nella rifinitura, nel finalizzare le azioni. Ma il fatto di stare oggi, forse è stata la partita dove siamo stati meglio in campo, difendendoci bene. Ripeto, sbagliando però più singolarmente, un appoggio, un'uscita, però è normale, siamo alla seconda, dico, ci può stare questo. Allora sì, abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo me, la partita era molto equilibrata sia da parte nostra che da parte loro, c'è stato un buon possesso palla, abbiamo avuto secondo me qualche occasione da sfruttare al meglio, invece nel secondo tempo, dopo il gol ovviamente, purtroppo ci siamo un po' abbassati e non siamo riusciti più ad avere in mano il pallino del gioco. Questa è una cosa su cui dovremmo lavorare e sicuramente ne parleremo in settimana. Al di là del gioco, il calcio è fatto anche da situazioni come queste, nel senso che non si può sempre avere la palla, non si può sempre attaccare, ma bisogna anche saper soffrire, come dicevi tu, e quindi abbiamo fatto benissimo anche questo. Nel futuro sapremo che possiamo dare anche tanto sotto il punto di vista difensivo, anche se abbiamo un organico pazzesco sotto il punto di vista offensivo, e penso anche che chiunque possa scendere in campo, insomma, non farà rimpiangere la scelta del mister, perché siamo 30 giocatori tutti forti.
facile venire ad Acireale e imporsi in questo modo, perché ci siamo imposti. Credo che tutto il primo tempo abbiamo preso solo il tiro del gol, un contropiede, poi la mia squadra ha prodotto tantissimo e credo che ci è mancato solamente il gol. Noi abbiamo un progetto da portare avanti, abbiamo una struttura nuova, credo che siamo in una posizione di lavoro estremamente avanti rispetto ai tempi. Credo che oggi questi ragazzi hanno dimostrato veramente grande personalità, grande qualità nell'impostare il gioco, nel giocare in attacco, di attaccare alto gli avversari, perché sapevamo che la Cireale ha anche qualità di palleggio, però credo che abbiamo costretto i difensori o il portiere a buttarla avanti e giocarsi la seconda palla. Credo che questo secondo tempo poi abbiamo dei limiti strutturali, abbiamo cercato di fare altre cose, magari mettere un difensore centrale, metterlo avanti per sfruttare la sua struttura, la sua agilità, e abbiamo prodotto. Credo che tante situazioni potevano sfruttare anche il pari, però credo che oggi posso dire che sono più contento del pareggio con l'Enna, perché giocare in casa è una cosa, giocare ad Acireale è un'altra cosa. Era un banco di prova sotto l'aspetto caratteriale e soprattutto sotto l'aspetto tattico. Noi giochiamo in questo modo, non è fare le gabbie alla Cireale, ma abbiamo questo modo di giocare, questo modo di intendere il calcio, quello di giocarcelo a viso aperto, di dimostrare che ce la possiamo giocare con tutti. Aspettiamo i nostri giocatori che sono fuori e poi domenica abbiamo una bellissima partita che è il derby con l'Agragas. Io ho detto, ragazzi, ho fatto i complimenti e dire che oggi secondo me abbiamo vinto. Noi purtroppo il primo tempo non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato bene, perché eravamo contratti, perché eravamo forse con un pochettino di timore inconscio dentro, perché poi siamo ad Acireale, una piazza importante, noi siamo una squadra mediamente giovane, 22 anni, ci potrebbero essere tanti attenuanti che noi non andiamo a trovare. Abbiamo vinto, abbiamo fatto un grande gol. Il secondo tempo, tra il primo e il secondo tempo ci siamo parlati, ho parlato ai ragazzi, abbiamo sistemato alcune cose, abbiamo fatto le cose con molto più coraggio, siamo andati a prenderli e non abbiamo più sofferto i sottopunta che ci avevano, e credo che la partita al secondo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni per raddoppiare, abbiamo sbagliato 2-3 volte la ripartenza con un passaggio che poteva andare in porta. Però mi è piaciuta anche la tigna di portare a casa il risultato alla fine, che ci siamo difesi tutti quanti insieme, ma è quello che ho detto, questa è una squadra che deve crescere, perché oggi abbiamo vinto, siamo tutti quanti contenti, ma noi da martedì, anzi io da stasera, ma i ragazzi da martedì devono venire al campo per migliorare ancora. C'è anche da dire una cosa, che siamo entrati per la prima volta su questo campo giovedì, e il nostro campo deve essere il nostro fortino, però deve diventare velocemente il nostro campo. Oggi non era il nostro campo, oggi purtroppo, parlo di terreno, non parlo di tifosi, che sono contento, che sono venuti, ci hanno aiutato, però il campo deve diventare la nostra casa, e oggi purtroppo avevo qualche remora, perché una squadra che gioca a calcio viene per la prima volta su un campo in erba, che non ci siamo quasi mai venuti, qualche difficoltà ci si crea a noi e gli altri ne approfittano, perché loro ci sono venuti a pressare, sono venuti. Però il primo tempo abbiamo sbagliato le uscite, eravamo frenati, non è che abbiamo sbagliato, eravamo frenati, non andavamo con le mezzali forti con i tre davanti sui tre difensori loro, l'avevamo preparati in quella maniera, ma eravamo un pochettino frenati. Poi tra il primo e il secondo tempo ci siamo parlati, abbiamo sistemato queste cose, abbiamo iniziato ad alzare il terzino sul quinto o sul quarto, come lo vogliamo chiamare, i tre attaccanti davanti pressavano i tre difensori e gli abbiamo concesso praticamente quasi nulla. Però questo fa parte sempre di quel tipo di percorso che dico io, che è di crescita. Però sono contento. Se io ti devo dire che sono scontento dal 28 di luglio a oggi, sono molto contento.
Il Città di Sant'Agata stecca l'esordio in casa, cedendo l'intera posta in palio nel derby siculo messinese alla nuova Igea Virtus. Prima frazione equilibrata con i ragazzi di Raciti che tentano su palla inattiva di aprire il derby. Ma né Bova prima e né altrettanto Catalano più tardi riescono a bucare la rete di Belmonte. La risposta igeana è affidata alla conclusione dalla distanza di Pane Bianco e al successivo colpo di testa di Aperi, che non solleticano la porta di Ciococampo. Alla mezz'ora Manfredotti si libera al tiro, ma la sua conclusione è facilmente neutralizzata da Belmonte. Estremo igeano che capitola al 32esimo, ma secondo il direttore di gara subendo fallo e quindi risultato che non cambia. Insiste la squadra di casa e grida al penalty qualche minuto più tardi per un possibile braccio largo di Calafiore, di diverso avviso il fischietto laziale. Finale di prima frazione che si tinge di giallo-nero quando Pane Bianco su palla inattiva, complice una deviazione, apre il match schiodando il risultato di partenza. Ripresa che si apre con 2 tiri dalla distanza, ci prova Calafiore dopo appena 50 secondi e qualche minuto più tardi Nunziante, ma col medesimo risultato, ovvero palla fuori dallo specchio della porta. Porta Sant'Agatese che viene bucata al 55esimo quando una palla inattiva permette a Calafiore, incredibilmente solo in aria, il tapin vincente dopo una sponda aerea. Classico gol dell'ex con tanto di rispetto verso la sua ex squadra. Non sembra un macigno il raddoppio igeano. Catalano pennella per Niang, colpo di testa fuori bersaglio. Ancora Catalano su palla inattiva, ma sfera deviata in calcio d'angolo. Minuto 71 e il Città di Sant'Agata dimezza lo svantaggio grazie al cross dalla destra di D'Amore, che trova Manfredotti in mezzo ai 2 centrali, pronto per il colpo di testa vincente. Il gol sembra galvanizzare i biancoazzurri e Manfredotti prova il copia e incolla qualche minuto più tardi, ma senza imprimere la giusta forza. Occasionissima per il pari all'88esimo, quando Niang fa tutto bene sulla corsia, apparecchia per Faccetti, la cui conclusione viene deviata in corner dall'attento Belmonte. Dal successivo, Niang, ben appostato in aria, non riesce ad inquadrare la porta, fallendo da buona posizione. Da lì a poco triplice fischio e 3 punti pesanti per la nuova Igea Virtus, che si riprende ciò che la dea bendata gli aveva negato settimana scorsa e sarà pronta per l'altro derby di domenica in casa contro l'Enna. Amarezza in casa Sant'Agatese per una gara equilibrata che non ha premiato i ragazzi di Raciti. Occasione propizia settimana prossima col secondo turno interno consecutivo contro la Regina. Cliente ostico, ma chissà se il blasone degli avversari potrà far scattare quella scintilla che possa far sfoderare la prova perfetta e magari la prima affermazione stagionale. Dopo la splendida festa promozione della scorsa stagione, lo Stadio Gaeta riabbraccia l'Enna per la seconda giornata del girone I di Serie D. Padroni di casa reduci dal pareggio all'esordio stagionale contro il Castrum Favara nel match chiuso per 0-0 di fronte alla San Cataldese, che ha mosso a sua volta la classifica. I Verde Amaranto hanno inaugurato il campionato con il pirotecnico 2-2 contro il Licata. Tutto pronto per il finale del primo tempo, si parte al 23esimo e la San Cataldese che muove la prima offensiva, cross in zona Abercon che anticipa tutti ma non trova lo specchio della porta. La risposta è Lenna con la punizione di Timmoneri, sfera che passa vicino a Cicirello che non arriva alla deviazione. 47esimo, Sidibè la mette in area, monta aperto, alza la mira e questa è l'ultima occasione del primo tempo che si chiude a reti bianche al Generale Gaeta. Enna 0, San Cataldese 0. C'è un cambio dentro Cristiano per Rotella, siamo al 53esimo, 10 minuti più tardi Sena per vie centrali, cerca di apertura in zona barile, il numero 10 fa il solito movimento, se la porta sul destro e per poco non trova un gol clamoroso. Minuto 72, entra Bamba in casa Enna, fuori l'uscia. 79esimo, tocca a João Pedro per Moreso. Al minuto 83, calcio di punizione di Timmoneri, il pallone finisce dentro per la girata di Calombola che non trova di un soffio la porta. Ultimo cambio, entra Neto per Barile, siamo all'85esimo, poi soltanto l'abbraccio, quello bellissimo da sottolineare, delle due tifoserie alle due formazioni al termine della gara. Finisce così e 0-0 tra Enna e San Cataldese. La squadra gioca, però dobbiamo portare punti a casa.
A tratti abbiamo giocato un buon calcio, non abbiamo concretizzato quello che abbiamo prodotto. Potevamo fare meglio sotto porta, dobbiamo essere più cattivi. Ogni tanto siamo stati imboleziosi e non ce lo possiamo permettere. Poi siamo rimasti in 10. Io non parlo degli arbitri perché alla fine come sbagliano loro sbagliamo anche noi, sbagliamo gli allenatori, sbagliano i giocatori, eccetera, eccetera. Però oggi un po' l'arbitro diciamo che si è un po'... Su certe circostanze non mi è piaciuto, devo essere sincero. Ovviamente non è un alibi, non cerco scusanti, però poi contro una squadra dove in avanti ha gente importante, se non stiamo attenti fino alla fine della partita può succedere quello che è successo. Eravamo in 10, dovevamo stare un po' più concentrati, un po' più cattivi. E quindi però non posso rimproverare niente ai ragazzi come impegno, come gioco, come determinazione. Forse dobbiamo dare un po' di più, forse da parte anche mia. Però, ripeto, non dobbiamo cercare alibi, l'abbiamo preparata così perché la squadra, sapevamo di affrontare una squadra con tanta qualità. Però se noi il ritmo lo tenevamo alto, come abbiamo fatto, potevamo mettere in difficoltà. È successo, però è mancato l'ultimo passaggio, è mancato la convinzione di far gol, è mancata la situazione che dovevamo crearcela, quindi ogni tanto dobbiamo saper gestire la palla un po' meglio, dobbiamo cercare di andare quando c'è da andare, di stare un po' più stretti quando c'è, però dico, una squadra che ha voglia, che ha determinazione. Ovviamente la partita l'abbiamo preparata così, da 3 domeniche, da 3 partite ufficiali che non abbiamo al momento attaccanti di ruolo. L'abbiamo fatto bene anche senza attaccante, però ripeto, non voglio cercare alibi, dobbiamo solo lavorare. L'importante è creare, sì, però dobbiamo essere più cinici. Nel primo tempo, i primi 20-25 minuti, abbiamo avuto diverse occasioni per poter sbloccare la partita. Poi all'interno della partita è normale che ci sono anche dei momenti di sofferenza in cui abbiamo anche rischiato, perché non dimentichiamo che l'Acaras è una buona squadra. Nel secondo tempo ho provato a mettere gente fresca, più di gamba, e ovviamente dopo la superiorità numerica ho inserito un altro attaccante per cercare di avere più peso davanti e credo che alla luce della partita la vittoria sia stata meritata. Un inizio soft, un inizio per pochi intimi, ma soprattutto un inizio tra due squadre che vogliono dire la loro e vogliono dirla a voce alta. Prima giornata del campionato di eccellenza Girone A, che va messo un po' in difficoltà dei compagni, l'allontana come può Cericciulli, prima sgasata della partita del 77 che si allarga, mette in mezzo il pallone, triplo! Non poteva che essere suo il primo gol in campionato della Don Carlo Misilmeri. Silvio Tripoli 1-0, Don Carlo. Di Mercurio, D'Amico indietro a Licata, che ha il problema di girarsi all'indietro, se n'è l'uscita perfetta da parte di Jaber, che ha preso il pallone in pieno. Sulla palla c'è D'Amico, fischia l'arbitro. D'Amico prova a farla scendere, scende, ma c'è il tocco di Di Salvo, angolo.
In ogni caso secondo tiro dalla bandierina con Concialdi, questa volta secondo palo, palla che rimbalza sul palo e altro corner, reclamano ancora i giocatori dello Sciacca. Cross intanto di Cerniglia di testa, Moduciam, poi Ricciulli, seconda palla Sene e la palla che non entra, prova a passare, ci riesce Di Mercurio con la finta di corpo su Ricciulli, ancora Di Mercurio che avanza, va alla conclusione in qualche modo di Salvo e poi Pellegrino in fallo laterale, buon momento Unitas. Pellegrino che ha recuperato la sua posizione in campo, sbaglia per il tocco, allora Concialdi, Camara verticale su Genco, ingresso in area, Genco sopra la traversa, occasionissima ancora Unitas. Qui Mendola, forse un tocco con un braccio, Tripoli, la palla in verticale per la Vardera sopra la traversa, se l'è divorato qui il 10, prova ad avanzare il 10, poi cambia gioco Galfano, riesce ad evitare Romano con un rimpallo favorevole, allora Galfano, ingresso in area, Galfano, il pareggio dell'Unitas con Galfano, con caparbietà, con un po' di fortuna, trova il gol del pari, 1-1. Costantino di testa, Tripoli col petto, controlla e palleggia Romano, bella trama qui della Don Carlo, Tripoli in area, Tripoli sul fondo, occasionissima Don Carlo con Tripoli, trolla e lancio a cercare Niosi, sponda per Camarà che prova a cambiare gioco, Pellegrino la liscia, prova ad arrivare Galfano che resiste alla carica, Galfano in area di rigore, Galfano di Salvo, cosa ha preso Di Salvo, calcio d'angolo. Serie di finte, disorienta Garofalo anche per l'arrivo di Fricano, palla in aria, Camarà e arriva il gol dell'Unitas Sciacca che si porta in vantaggio sul 2-1 a 5 dalla fine, segna Camarà, ribaltato il risultato, ma è finita e ha vinto l'Unitas Sciacca 2-1 in rimonta sulla Don Carlo Misilmeri, Don Carlo che aveva sbloccato la partita con il gol di Tripoli, poi in avvio di ripresa Galfano, sul finale Camarà per regalare i primi 3 punti della stagione alla squadra allenata da Angelo Galfano. C'è area di derby allo stadio Francesco Russo di Via Grande, sfida a Forti di Intetnè, quella che va in scena per la prima giornata del girone B d'eccellenza Limesi. Atletico Catania infatti fa il suo esordio in campionato ospitando il città di Mister Bianco. Squadra di mister Serafino vogliosa di partire con il piede giusto, conquistando i primi 3 punti della stagione. A dirigere il match il signor Giuseppe Russo della sezione di Acireale, supportato dagli assistenti Cristian Pino di Barcellona, Pozzo di Gotto e Salvatore Totaro di Messina. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Andrea Giuffrida passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 3 giri di lancette con la prima occasione di marca locale. Il cross dalla destra di Grasso arriva a Leonardi che calcia, la sfera si impenna, allora Amante cerca la bicicletta che si rivela in un assist per Leonardi, di testa trova il super intervento da parte di Biondo che salva in corner. Dal corner che ne consegue arriva il vantaggio l'Atletico Emesi Catania, sfera battuta corta per Leonardi, dentro per Randis dopo una doppia deviazione, il rimpallo sorride all'attaccante locale, allora si sblocca il parziale al Francesco Russo di Via Grande, un gol di Spalletta come si faceva una volta in spiaggia, 1-0, cambia il parziale. La risposta degli ospiti non tarda a farsi attendere, Santa Paola triangola con Signate che calcia spaccando la trasversale dei pali, si salva in questa occasione l'Atletico Emesi Catania. Al 17esimo rimessa laterale lunga per Leonardi,
ancora molto attivo Perisic, ci prova dalla distanza, si distende sulla sua sinistra Biondi. 3 minuti più tardi lancio lungo dalle retrovie ancora per uno scatenato Leonardi che serve sulla fascia la corrente Zanella, controlla e mette dentro per Randis che troverebbe anche la rete del raddoppio. Tutto fermo in posizione di offside ravvisata dal secondo assistente del direttore di gara. Sempre e solo Atletico Imesi Catania che prova ad azzannare questa sfida. Bello apre per Sacco, mette dentro un cioccolatino sul secondo palo per Amante che non trova l'appuntamento col 2-0, solo rinviato. Un minuto prima della pausa Grasso sprinta in contropiede, apre a destra per Leonardi che sterza, salta lungo con il destro, para Biondi, la sfera resta lì e Grasso conclude lui l'azione, lui che l'aveva avviata per il raddoppio e l'Atletico Imesi Catania che mette in ghiaccio questa sfida. Duplice fischio del fischietto Acese Russo, squadre che guadagnano gli spogliatoi così sul parziale 2-0 in favore degli ospiti. Passiamo col montaggio a cura di Mirko Giacopello alla ripresa, 3 minuti al rientro in campo e le formazioni. Corner di Grasso sul secondo palo, sbuca Marco trovato per il tris di giornata, 3-0 che fa gioco, partita, incontro Mister Bianco che prova a riaprire questa sfida con Signate dalla sinistra, mette dentro il cross allontanato alla difesa sui piedi di Guerra che da buona posizione spara alto. Minuto 52, cross dalla destra messo dentro ancora per Randis, l'incornata questa volta non è felice, arriva intanto il primo cambio con Diallo che rileva uno scatenato Leonardi sin qui. Un minuto più tardi palla in profondità per Signate che cerca il tentativo a giro, controlla con lo sguardo vitale. 3 minuti più tardi ancora Grasso a innescare Diallo, il neoentrato restituisce la sfera per il numero 8, si esalta Biondi anche in questa occasione, salva porta e risultato. Un minuto più tardi Diallo in surplus, gioco di gambe dentro per Grasso, cerca la doppietta personale, ancora un super Biondi a sbarrargli la strada. Secondo cambio intanto con Anastasio che rileva Grasso 2 minuti dopo l'ora di gioco, al 65esimo la punizione di Santa Paola pescherebbe anche la testa di Caruso che però manda sul fondo. Minuto 68 tocca a Majorano rilevare Bello nei 6.000 metri quadrati del russo di Via Grande, rinnovato in sintetico. 73esimo Ababei sfonda sulla sinistra, mette dentro per Caruso, calcia botta sicura trovando la chiusura provvidenziale a parte di Zanello. Dopo ripetuti tentativi il mister Bianco trova il gol della bandiera ed è un euro gol di Neri, il missile sul quale non può nulla Vitale. Vale il 3-1 per il Città di Mister Bianco. Ancora un'emozione al russo di Via Grande con Anastasio in azione personale, parte da sinistra, salta 3 avversari, scatenato Anastasio, la deviazione di Bianchi alza la sfera in corner, non c'è più tempo. L'Imesi Atletico Catania conquista la prima vittoria superando il Città di Mister Bianco. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. L'attesa è finalmente terminata, si alza il sipario sul campionato di eccellenza siciliana con la sfida tra Vittoria e Nebros sul Prato Verde dello stadio Gianni Cosimo. I padroni di casa puntano a partire subito con il piede giusto dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Mazzarrone. Grande entusiasmo anche in casa Nebros dopo aver ottenuto il pass qualificazione contro la Polisportiva Gioiosa ai calci di rigore. Passiamo al fin di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Andrea Martorana. Dirige l'incontro il signor Longo di Catania, coadiuvato agli assistenti Marco Mirabella Cireale, Gerardo Calandra, Sebastianella di Messina. Al quinto corner a 2 sfruttato da Rudy De Vivo che mastica la conclusione facilitando l'intervento a Morra che però a pochi passi da Mittica manca lo stop decisivo. Al decimo rimessa laterale battuta veloce da De Vivo, sponda di Agudeac per l'inserimento di Lucarelli chiuso a sandwich da 2 difensori ospiti, lascia correre il signor Longo. Tush in area dalla destra allungata dal solito Agudiac dopo un batti e ribatti in area, cerca la volée Lucarelli deviato in corner sul bolide mancino. La reazione ospite è tutto in questo tentativo sballato di De Gaetano. Alla mezz'ora Sferrazza troverebbe anche l'Eurogol di giornata con un colpo di scorpione, ma è tutto fermo per posizione di offside di Morra ad inizio azione. 3 minuti più tardi è Rudy De Vivo a disegnare una delle sue traiettorie da piazzato, per poco non sorprende Mittica. Vittoriesi che alzano i giri ai propri attacchi con Morra e scappa a destra, sponda di Agudiac per la corrente Mititelo, mancino che fa la barba al palo alla sinistra di Mittica. Gara molto spezzettata in questi primi 45 minuti, a risentirne è lo spettacolo in campo, squadre e guadagnano gli spogliatoi su parziali iniziali.
Nella ripresa subito un'occasionissima per i padroni di casa, al rientro in campo Rudy De Vivo a tu per tu con Mittica si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore ospite. Dal corner che ne segue, traiettoria insidiosa di De Vivo, Audiac manca la deviazione sotto porta, ne segue un mischione sulla linea di porta risolto in qualche modo dalla retroguardia ospite. Al 57esimo dalla sgroppata sul binario mancino di Conti, atterrato da Mititelu probabilmente fuori area, il direttore di gara indica comunque il dischetto, prontamente smentito dal nostro replay. Dagli 11 metri si presenta Fabrizio Bontempo, Malandrino mette tutti d'accordo, si allunga a destra e neutralizza il rigore del numero 6. Al 72esimo, allora il Vittoria mette la freccia, contropiede ben orchestrato ai biancorossi con De Vivo che manda in corsia Di Giacomo, cross in aria deviato da Bontempo che va a gonfiare la propria rete, esplode il Gianni Cosimo di Vittoria, un esordio come meglio non poteva immaginare per Di Giacomo. Il Vittoria è avanti e a 5 dal termine anche Cannarozzi cerca gloria personale con un destro dalla distanza largo di un paio di metri. A 3 al termine un'instancabile Morra prende il fondo a sinistra, cross calibrato per l'acrobazia di Leggio che manca l'impatto giusto con la sfera finale, concitato al Gianni Cosimo, il triplice fischio e il signor Longo fa tirare un sospiro di sollievo al Vittoria che inizia con una vittoria sofferta il proprio cammino in eccellenza, tutti ad abbracciare Malandrino e Di Giacomo, sono loro gli MVP di giornata.